Non guardate in alto, mi raccomando, guardate di là che c'è la luna. Sì, o pronti? Io dico indietro. E ora partiamo? Boh. Signori, orchestra Francesca Mazzuccato, buonasera a tutti quanti voi, grazie per essere qui questa sera. Noi partiamo così, con una delle nostre ultime canzoni, il nostro ultimo lavoro discografico. Buon divertimento e buona serata a voi. Vai con le mani, su! Qui dove il mattino nasce il sole ed illumina la valle, mi abbandono al vento dei ricordi mentre soffia via le nuvole. Qui dove ti ho dato la mia vita, il mio cuore, la mia pelle, qui dove ho sognato di una casa e dove tu mi hai detto addio. Pronti, chi la sa la canta con me, dai! Qui io ti aspetterò, io sarò qui e ti aspetterò. E se tu non verrai, saprà bastarmi la mia fantasia, nella speranza che tu cambi idea. Io ti aspetterò. Ma quanti amici che vedo stasera, San Benedetto Po, l'amico Gastone, bentornati ragazzi, ciao, tutto bene? Un bacione grande. E qua davanti ci siamo? Qui dove cammino per cercarti, perché qui che ti ho trovato. Qui dove incontrai il tuo primo sguardo, ora volti le tue spalle. Nella lunga danza di una notte ci sorprese la mattina. Ora vedo il sole tramontare mentre tu mi dici addio. Pronti insieme a me, vai! Qui io ti aspetterò, io sarò qui e ti aspetterò. E se tu non verrai, saprà bastarmi la mia fantasia, nella speranza che tu cambi idea. Io ti aspetterò. Grazie. E se tu non verrai, saprà bastarmi la mia fantasia, nella speranza che tu cambi idea. Io ti aspetterò. Io ti aspetterò, le nostre nuove canzoni, il nostro nuovo repertorio, tutti voi. Grazie! Grazie, ciao a tutti. Allora, nell'attesa che anche chi sta cenando, perché c'è qualcuno che è ancora a cena, arrivi qui insieme a noi, io voglio andare avanti con un po' di musica anche suonata e vi voglio presentare il più piccolo della formazione. Ha soltanto 20 anni, suona ben 4 strumenti, signori, Michael Prosperi. Afrodite, pronti con le mani? 1, 2, 3, 4.
Sentiamo. Pronti con la voce? Oh Afrodite tu, dea dell'amore sei. Oh Afrodite tu, dea dell'amore sei. Una delle canzoni più richieste. Bravo, bravo il nostro Mai. Senti che bello applauso che hai preso. Allora ragazzi, si continua. Io questa sera gioco in casa, fortunatamente, perché io sono padovana doc, e non posso non cantare questa canzone che è dedicata proprio alla mia terra. L'ho cantata per tanti anni nell'Orchestra Italiana Bagutti e questa sera ho piacere di rifarla per voi. Terra mia. Perché piango? Io lo so, non vorrei lasciare mai la terra mia. Nel mio viaggio porterò il ricordo di un amore che va via, di quel giovane amore, le promesse, delusioni, di quei giorni al sole della casa mia. Terra mia, nel ricordo di un bambino resterai. Mi rivedo nel cortile, poi nascosta insieme a lui, e la voce di mia madre che chiamava. Terra mia, primi amori che non ho scordato mai, e le corse sopra il prato mentre lui scappava via, e quel viso dolce era poesia. A tutti voi, grazie. 7 anni nell'Orchestra Italiana Bagutti, tanti meravigliosi ricordi. Dai, dai che la cantiamo. Un lavoro giù in città, la ricchezza di una casa tutta mia, un amore troverò e felice mi farà, quando a sera mancherà la
posso dire l'orchestra, fate un applauso ai miei ragazzi. E quel viso dolce era poesia, e le corse sopra il prato mentre lui scappava via, e quel viso dolce era poesia. Allora ragazzi, io stasera non posso scendere proprio in mezzo a voi perché come sapete per regolamento non si può fare, perché purtroppo abbiamo delle regole da rispettare, però dopo magari scendo sopra questa sedia così sono un po' più vicina. E mentre comunque aspetto sempre coloro che stanno cenando, perché so che c'è anche un gruppo fuori che sta per raggiungerci, vi faccio ascoltare un altro brano scritto da un grande collega, è un amico, ci ho lavorato per tanti anni e si chiama Matteo Bensi e lui mi ha fatto questo regalo. Io stasera lo voglio regalare a voi. Io canto la storia di noi cantanti. Come sempre la vita è così, con dolcezza ti prende per mano e ti invita a scoprirla ogni. Fin da bambina sapevo ciò che da grande avrei fatto perché già a 7 anni cantavo ed era quella la strada per me. Finalmente lo posso dire, ce l'abbiamo fatta quasi, dai, teniamo duro. Sento vibrare il mio cuore, c'è nell'aria qualcosa di più, un semplice sogno d'amore, frenesia della mia gioventù. Conservo il passato in memoria, ma la mia strada oggi ho scelto perché il finale di questa mia storia finalmente dipende da me. Io canto per poi sorridere. E ringrazio la vita che
Grazie a tutti. E allora Renzo, intanto grazie a voi che mi avete fatto un regalo bellissimo oggi. Aspetta, fermi. Ho fatto un regalo bellissimo oggi quando sono arrivata e mi avete regalato queste mascherine personalizzate con il nome, con la mia foto, una sciarpa meravigliosa, poi la mostro. Io vi ringrazio, siete fantastici. Ringrazio te e tua moglie per questa sorpresa che non mi aspettate, delle persone squisite. Ed è a voi che voglio cantare e dedicare la canzone che sta per arrivare, che canta un altro mio grande collega, Michael Diaz. Questo è L'amore si nasconde. Vai con le mani, aumentiamo il ritmo, su! Non si sa da dove arriva e né quando né perché. Sarà forse che dormiva in un angolo di te. Ma poi basta un sorriso incontrato per la via e ti senti come acceso da una splendida follia. L'amore si nasconde. Tu lo chiami e non risponde. Se lo vuoi, l'amore si nasconde fino a quando non lo chiami resterà rinchiuso dentro te. Le tastiere, Simone. Come quando una canzone nasce muta ma saggia, che diventa un'emozione che paura più dona. Ed è allora che ti prende quella scossa dentro te. Non si compra e non si vende, si nasconde però c'è. L'amore si nasconde. Tu lo chiami e non risponde. Se lo vuoi, l'amore si nasconde fino a quando non lo chiami resterà rinchiuso dentro te. L'amore si nasconde. Sulle mani, dai! Vi voglio così, forza, belli carichi, pronti? L'amore si nasconde fino a quando non lo chiami resterà rinchiuso dentro te. Fino a quando non lo chiami resterà rinchiuso dentro te. A tutti voi, grazie! Grazie ragazzi. Allora, adesso, come vedete, manca una persona vicino a me, manca il mio cantante, la figura maschile. Purtroppo
causa Covid e tutto quello che c'è stato in questi mesi ha preferito prendere un'altra strada. Non ha abbandonato la musica perché ci siamo ripromessi che se le cose dovessero tornare come prima lui salirà ancora sul mio palco, però per il momento è andato a fare un altro lavoro. Io chiederei un applauso per Federico Verreschi, che stasera non è qui con noi, ma noi lo pensiamo sempre. È un bravo ragazzo, un bravo musicista e ci manca tanto. Però in compenso ne ho uno che fa per due. Di grandezza intendevo, no, e suona veramente anche molto bene, però io sono di parte, lo lascio valutare a voi perché prima avete sentito Afrodite, ma adesso andiamo un pelino più sul difficile. Questa è una grande canzone tradizionale, però come la suona lui in maniera egregia, e lo dico, sono di parte, però poi darete anche voi l'applauso se lo merita ovviamente. Signori, questa è Anna, le grandi canzoni della musica da ballo. Le mani su! Michael! Del ritmo, proviamo? Aspetta, fermati. Facciamo una cosa, fai le scale perché sennò da qua ti ammazzi, è troppo alto il palco. Vieni giù. E io non so se la sedia ti regge. Più che altro quello. No, perché la fisarmonica pesa tanto, È colpa della fisarmonica. È stato bravissimo in quarantena, ha fatto anche la dieta. O no? Sì. Provi? Ce la fai? Proviamo. Signori, un applauso solo perché è salito sulla sedia. Vai Michael! Oh, dai. Proviamo così. Quando vuoi, Michael. Sempre più difficile. Mettiamo il turbo, dai! Sono finiti i tasti. Come la mettiamo?
socio, Grande, grande Michael, ti faccio tornare qui sul palco. Allora ragazzi, io adesso dichiaro ufficialmente aperta la serata, perché ho aspettato anche le ultime persone che erano di là nella zona ristoro, però io vorrei prima di partire ufficialmente chiedere un ultimo applauso per tutta l'organizzazione della festa di Campretto, tutti i lavoratori, tutti coloro che sono alle cucine, coloro che sono alla cassa, insomma grazie davvero, perché in questi tempi non è da tutti organizzare delle manifestazioni, quindi loro sono stati molto coraggiosi, si sono assunti delle responsabilità importanti e quindi veramente io ve lo dico con tutto il mio cuore, grazie davvero per quello che avete fatto, siete stati fantastici. Allora ragazzi, avete visto che i lampi nel frattempo se ne sono anche andati? No, sono andati via, non li vedo più. Inizio così, apriamo come la prima mia serata il 10 di maggio in quella di Piacenza, Pontenure, con un grande successo internazionale, The Sound of Silence. Buona serata a tutti voi. My old friend, I come to talk with you again, because a vision softly creeping left Sissy while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence, and in the making like a soul. 10,000 people, maybe more, people talking without thinking, people hearing without listening, people write a song, voices never share, no one dare disturb the sound of silence. Fools that say that you don't know, silence like a cancer grows. Hear my word that I might teach you, take my arms that I might reach you. As I say the word of the prophets, I'm reading all the subway roads and telling moves and whispering the sound of silence. Il suono del silenzio. A tutti voi. Purtroppo il suono del silenzio l'abbiamo sentito per troppi mesi, quindi volevo iniziare proprio così, per che sia di buon auspicio, sperando che la musica possa tornare come prima forte, forte nelle piazze d'Italia e nei locali d'Italia. Io lo spero tanto e spero che anche il pubblico piano piano metta da parte un po' la paura e possa tornare alle serate un po' con meno ansia perché, e preoccupazione, perché è normale che ci sia. Però ragazzi, adesso noi questa sera siamo qui, c'è anche questa arietta bellissima, questa brezza che ci accompagna meglio del caldo e dell'afa, quindi stasera pensiamo a divertirci. Io ringrazio tutti i presenti che sono qui con noi questa sera, grazie a voi, al pubblico. Senza di voi noi non andiamo da nessuna parte. E visto che abbiamo parlato di brezza, parliamo anche di brezza marina. Vi voglio portare al mare, almeno col pensiero, il canto del mar. Vai!
navigando verso l'aurora, tu ragazza hai perso l'amore, naufragando dentro al tuo cuore. Stella, questa notte sei la più bella, la marea ti porta lontano, ai confini della realtà. Ma se l'ascolterai una voce, forse sentirai. Notte si incendia la notte, le onde del mare si infrangono forte sul cuore. Danza da sola, dai danza, finché la tempesta pian piano si allontanerà. Ascolta il canto del mare, ti guiderà. Senti il canto del mare. Ora nei tuoi occhi c'è la paura, ti ritrovi sola a sperare nella luce che nascerà. Lento si allontana ogni tormento, questa notte vuota d'amore, chissà dove ti porterà. Ma se l'ascolterai una voce, forse sentirai. Notte si incendia la notte, le onde del mare si infrangono forte sul cuore. Danza da sola, dai danza, finché la tempesta pian piano si allontanerà. Ascolta il canto del mare, ti guiderà. Senti il canto del mare. Danza, Peppe, da sola alla batteria. Questo è il canto del mare. Danza, ancora. Questo è il canto del mare. Notte si incendia la notte, le onde del mare si infrangono forte sul cuore. Danza da sola, dai danza, finché la tempesta pian piano si allontanerà. Ascolta il canto del mare, ti guiderà. Senti il canto del mare, il canto del mare, il canto del mare. Bravo Francesca! Bravo! Signori, andate avanti, tenete l'accordo. No, vai. Perché io qui adesso vedo che vi siete seduti tutti. Vorrei presentarvi i miei musicisti ad uno per dare la giusta importanza ad ognuno di loro. Dopo 5 mesi di pausa si torna a suonare, questa è la nostra seconda serata e con immenso piacere voglio farvi fare un po' il giro d'Italia, partendo da colui che arriva dal Piemonte. Signori, alle tastiere, Simone Denis! Ce ne andiamo in Puglia! Là c'è il mare bello! Signori, però sei poco abbronzato, com'è? Questa quarantena, signori, al basso, ha lavorato per tanti anni con l'orchestra di Mauro Leverini, signori Nicola Ricci. Andiamo ora in Sicilia. Il nostro
siciliano doc importato in quel di Pavia. Dopo tanti anni con l'orchestra di Matteo Tarantino, sul mio palco alla batteria, signori Giuseppe Provitina. Lui ve l'ho presentato prima, suona ben 4 strumenti, suona come vedete il sax, la fisarmonica, il clarinetto e poi vi farò sentire anche questa fisarmonica piccolina che si chiama organetto ed è uno strumento particolare e lui se la cava veramente bene anche con quello. Signori, dalle Marche, Michael Prosperi. E vado per anzianità. Grazie. Ma in realtà lui è il più giovane di tutti, vero? Quanti anni è che fai sto lavoro? Si può dire, dai, tanto 28. siamo tra amici. 28 anni che fa questo mestiere. Dite gli anni che hai fatto con uno e con l'altro perché... Allora, il primo era Rizzi, Mauro Rizzi, 5 anni con l'orchestra di Mauro Rizzi. Poi sei passato a un altro grande della musica da ballo e popolare, il maestro Franco Bastelli, e lì hai fatto 10 anni con il maestro Bastelli. E poi ha detto, ma sì, facciamoci anche 11 anni con Pietro Galassi, già che ci siamo. Ha detto che voleva andare in pensione con la Mazzucato e c'è stato il Covid subito. Fregato in pieno. Signori, un applauso grande per un grande professionista. Ne vado fiera dei miei ragazzi e sono orgogliosa anche di avere lui nella mia formazione. Tony Rizzo alla chitarra. Orchestra Francesca Mazzucato questa sera per tutti voi. E allora, Tony, visto che si può accendere un po' di luce che sembriamo... Oh. Suona chitarra. No, ma non è quella che devo fare. No, quella lì la faceva Bastelli. Io so che ti sei preparato un medley fantastico di Santana. Perché, ragazzi, io per un chitarrista come Tony devo farlo suonare. No, che proviamo? Fai suonare, fai cantare questa chitarra come sai fare tu. Signori, Tony Rizzo con i grandi successi di Santana. Alla chitarra.
tutta l'orchestra. Grazie. Grande Tony. Oh, sento urlare solo le donne, com'è? Lei pagate tu? Dai che si va avanti. In Orchestra Italiana Bagutti avevo un soprannome che ho mantenuto anche dopo l'uscita. Vediamo se ve lo ricordate. Come mi chiamavano? Vulcano! Non mi ferma neanche il Covid, ve lo dico. Con le mani, con il ritmo, la grande Tina Turner. Quando vedo le mani su parto a cantare, ve lo dico. Vai! I call you, but I need you, my heart's on fire. Come to me, why down wire? I Gastone, oh, you come to me, give me everything I need. Say, I give you a lifetime of the promises and the word of dreams. I speak the language of love like you know what it means. Oh, now get me wrong. Take my heart and make me strong, baby. Pronti? You're simply the best. I'm better than all the rest. I'm better than anyone I've ever met. Well, take up your heart. I ain't gonna every word you say. Tears apart, baby. Yeah, baby, I'd rather be dead. In your heart, I see the star on every night, on every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just how long I can be in your arms I could be. You know, other place, le mani su. You're simply the best, my baby. I'm better than all the rest. I'm better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I ain't gonna every word you say. There's no part, baby. Baby, I'd rather be dead. Siamo? It's how you lick me as I'm losing control. Walking away with my heart and my soul. I can feel in a way I belong. Oh, baby, don't let go. L'orchestra. Hey, Tony. Simply the best. I'm better than all the rest. I'm better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I ain't gonna every word you say. There's so far, baby. Baby, I'd rather be dead. Simply the best. Ancora con il ritmo. Mentre in America Tina Turner cantava The Best, noi in Italia non eravamo da meno. Avevamo una grande voce maschile, si chiama Michele Maisano e lui portava in giro per l'Italia questa canzone. Vediamo se ve la ricordate. Pronti? Ho camminato tutto il giorno per scordare un volto e invece in ogni volto vedevo te, vedevo te, vedevo te.
tornato ad ogni passo, qui davanti agli occhi, e in fondo a questi occhi, sempre di più, ancora tu, sempre di più. Insieme ho camminato poi, tanto ho camminato fino a sera, e calpestavo ad ogni passo un giorno, un'ora della nostra primavera, e la sua immagine sui muri delle case come il glicine fioriva, ed è per questo che io torno da te più innamorata. Il sax bianco-nero del nostro Michael. E la sua immagine sui muri delle case come il glicine fioriva, ed è per questo che io torno da te più innamorata di te. Tutta la notte non ho dormito, ho camminato sia te che il mio passato, e invece no, e invece no, e invece no. Insieme a noi ho camminato, tanto ho camminato fino a sera, in quarantena ne abbiamo fatti di chilometri, e calpestavo ad ogni passo un giorno, un'ora della nostra primavera, e la sua immagine sui muri delle case come il glicine fioriva, ed è per questo che io torno da te più innamorata di te. Che dite, ne facciamo una più tranquilla adesso? Facciamo una appena più lenta, giusto un po'. Questo brano so che piace tanto alle signore, alle donne, e si intitola così: Dipendesse da me. Un tuffo nel passato. Qualche annetto fa il maestro Arangone ha scritto questo brano e questa sera ve lo voglio ricantare. Sei l'uomo dell'amica mia, non dobbiamo scordarlo. Non mi guardare come fai, non mi pensare come sai tu, non devi farlo. Per lei sei tutto quello che ha. Un amico in più, perché una voglia in più che hai, un'avventura poi da cui scappare via finché lo vuoi. Dipendesse da me, ci penserei prima di amarti. Giorni bui
si può, no, la mente fa dei cerchi strani. Prima carezzi il viso suo, poi le tue mani su di me. Ci vediamo domani. Ma come fai a dividere un sentimento e non perderti in un groviglio di perché, in un gran mare di cioè? Amore, tu non sai cos'è. Insieme dai, dipende se ci penserei prima di amarti, dipendesse da me. So che potresti anche tradirmi e farmi male come a lei, più che un'amica è come fossi io. Abbiamo diviso tutto noi, le grandi gioie, i giorni bui, la gioventù ed i primi guai. Dipendesse da me, Adriano, una dedica speciale. L'orchestra. E i giorni bui, ma un mezzo amore questo Grazie. Oh ragazzi, adesso voglio sentirvi cantare davvero però, perché le canzoni che stanno per arrivare le sapete tutti, sono dei grandi successi italiani. Dovete sapere che io ho preso un nuovo cantante, perché visto che Federico non poteva più essere nella nostra formazione, ho deciso di prendere Tony Rizzo alla voce. Sentitelo anche in veste di cantante. Vai! Queste le sapete tutti. Dammi solo un minuto, soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma dirselo è dura. È stato un bel tempo, il mio tempo con te. So tutto, non parlare più. Lo so che forse è meglio, ma crederci non voglio. Non c'ero preparato, ci vuole fiato a dirti addio. C'è fumo e odore caldo qui, di dolce e di caffè, e ognuno pensa a sé. È il giorno più normale, ma io sto male, male. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma dirselo è dura. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo
arriva anche lei. Gianna Nannini, mi prestate le mani? Siete stanchi? No, dai. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Grazie. Insieme. Meravigliosa creatura, un bacio lento. Meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso. Muoio d'amore meraviglioso. Le tastiere, ritorna lui, il nostro Simone, e questa volta andiamo a rispolverare un altro grande successo italiano. Lui è Claudio Baglioni. Amore bello, quanti di voi si sono innamorati con questa canzone? E torna la voce del nostro Tony Rizzo. Ti sei innamorato anche tu, Tony? Tu ti innamori tutte le sere però, non va bene così? Questa parte tagliala perché sennò con la moglie è un disgraziato. Vai, Tony Rizzo! Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello come il buio, bello come Dio, amore mio non te ne andare, perché così no, non è giusto se è così. Se te ne vai, se te ne vai, perché così, perché finisce tutto qui. Tra poco andrai, un lento l'ultimo oramai. Insieme dai! Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello come il buio, bello come Dio, amore mio non te ne andare, perché così, perché finisce tutto qui. Tra poco andrai, un lento l'ultimo oramai.
se tu scopri quel che hai, non ti accorgi che io amo già te. La vita è così, tu quando non hai vuoi avere di più, e dopo che hai ti accorgi che tu fermarti non puoi, e vuoi quel che vuoi. La vita è così, tu adesso mi vuoi soltanto perché non cerco di te, ma io che lo so, ne soffro però, ti dico di no. Vai! La 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 il paradiso tu vivrai se tu scopri quel che hai, non ti accorgi che io amo già te. La vita è così, tu quando non hai vuoi avere di più, e dopo che hai ti accorgi che tu fermarti non puoi, e vuoi quel che vuoi. La vita è così, tu adesso mi vuoi soltanto perché non cerco di te, ma io che lo so, ne soffro però, ti dico di no. La 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 Grazie a tutti. Allora prendo un attimino un respiro e lascio il tempo al nostro Michael di prendere l'organetto, perché adesso ve lo voglio mandare giù, se possibile. Vengo giù anch'io insieme a te, ok? Quindi tu, Simone, suona pure sottofondo che noi raggiungiamo il pubblico. Eccoci qua, così vi vedo anche meglio. Allora ragazzi, intanto grazie, ciao a tutti, grazie di tutto cuore. Io sto prendendo il respiro nel frattempo che ovviamente vi parlo. Ti faccio risalire sulla sedia. Come non riesci a muoverti? Dai, prova a salire su, dai, fai il bravo. Dopo scendi quando è ora. Ci arriva l'asta? Sì, dai, ci arriva. Dovete sapere che Michael qualche giorno fa è arrivata una telefonata importante e per scaramanzia io non posso dire ancora il nome della trasmissione dove andrà, ma è una grande rete nazionale. L'ha già detto Gianmarco e io lo dico ancora, non posso dirlo. Magari qualcuno l'ha detta? Porca miseria, come mi ha anticipato Gianmarco? Vabbè, andrà a Italia's Got Talent, quindi ha già fatto la spia, vabbè. E io saluto nel frattempo, visto che l'hai nominato, il mio fratellone Gianmarco Bagutti e tutta l'agenzia Bagutti. Questa sera c'è Christian in rappresentanza, Marinella, il maestro Franco. Io saluto anche coloro che lavorano dietro le quinte, perché c'è un grande team di lavoro e ne vado fiera di far parte ovviamente della scuderia Bagutti. Sono sempre onorata di essere qui in famiglia. E avete sentito bene, lui andrà a Italia's Got Talent. Allora lui l'hanno visto in una delle nostre trasmissioni di Canale Italia dove l'ho presentato. In un'occasione ha suonato l'organetto sopra a una bicicletta particolare. Esatto. Aveva una ruota sola. Stasera qua c'è il prato, è un po' difficile perché c'è il terreno e non è molto stabile, quindi abbiamo deciso di farla in maniera un po' più normale. La farà prima così come vedete ora e poi ve la faremo in un altro modo, però intanto partiamo in maniera tradizionale.
Questo strumento si chiama Dubot, è molto famoso nelle Marche e in quella zona d'Italia e stiamo cercando di farlo conoscere anche al pubblico delle nostre zone. Signori, Michael Prosperi. montagna. Ormai lo so. Grande Michael! Vieni giù, va, vieni giù. Tutto sudato, schifo. Bravissimo! Non possiamo andare là in mezzo, dobbiamo stare qua, lo sai, vero? Facciamo una bella cosa, perché così è facile suonare l'organetto, è una cosa che riescono a fare tutti. No. E noi dobbiamo fare la differenza, uè. Ci proviamo almeno. Giriamo sto organetto un attimino. Proviamo? Senza agganciarlo alla camicia. Bravo. Ti hai preso un crampo sul braccio. Oh, il bello della diretta. Se ti capita là in televisione cosa fai? Oh ragazzi, proviamo così. Vediamo un po' come se la cava con l'organetto al contrario. Pronti? Ci prestate anche le mani, pronti? Bravo, Se la merita l'applauso? Allora, l'applauso l'hai preso, cosa c'è? Cosa c'è? Non hai mangiato abbastanza stasera?
Balliamo? Dove andiamo? In Brasile? Magari. Oh, ci andiamo col pensiero, non so se ci sono gli aerei adesso per andare in Brasile. Vieni qua! Andiamo a piedi, pronti? Vieni, dammi la mano, mamma se sei sudato. Fateglielo un altro applauso, dai. Michael Prosperi. Ma secondo me Rudy Zerbi, che è quello più cattivo di solito, magari stavolta fa il bravo, speriamo. Oh, voi fate il tifo, poi vi informeremo sui social quando sarà il giorno. Certo. Vi diremo tutto. Voi chiamate. No, non c'è il televoto lì. No. Che telefoni tutti? Va bene. Ciao mio tio. Allora, io dovete sapere che il 10 di maggio, proprio quel giorno, ho fatto uscire il mio primo disco con l'orchestra e ne vado molto fiera, molto orgogliosa. Doveva uscire anche il secondo disco e purtroppo siamo rimasti un po' bloccati. Uscirà verso Natale, quindi non demordiamo, il lavoro sta andando avanti, però lo faremo uscire tra un po'. Per il momento c'è un brano che mi richiedete sempre durante le mie serate. Lo sto portando avanti insieme a Gianmarco Bagutti, l'abbiamo selezionato insieme perché è una canzone che a primo ascolto ci è piaciuta subito e l'ha scritta un altro grande autore che tutti conoscete, si chiama Pietro Galassi. Arriverà. Io vi voglio cantare il titolo del mio disco. A tutti voi, Arriverà. Come una lettera che ormai non aspettavi più, e in un momento il cielo grigio tornerà a dipingersi di blu. Ti giuro mai avrei pensato, immaginato, e invece siamo qui, senza parole, solo con il suo sorriso ti dirà di sì. Spiegazioni, parlare, ridere, scambiarsi le emozioni, la via segreta che ti porta in fondo al cuore, che arriverà, arriverà come un treno in orario, arriverà sul tuo stesso binario, non c'era forse, era già lì da sempre, ma arriverà, arriverà con
la neve per salvare quell'intimità, alla continua logorante corsa a ostacoli delle città. Ti sembra adesso incomprensibile una cosa da non credere, tutti questi anni persi a fingere cercando di non cedere. Arriverà anche il giorno di una discussione, per fare pace puoi suonare una canzone, quella d'amore che cantavano anni fa. Arriverà, arriverà, arriverà come un treno in orario, arriverà sul tuo stesso binario. Non c'era forse, era già lì da sempre, ma arriverà, 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 arriverà col telefono acceso, e mentre parla vedrai il tuo sorriso. Arriverà e non immagini come sarà. Arriverà, 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 arriverà come pioggia sui fiori, arriverà come un asso di cuori, un vento caldo d'amore, due ali di felicità. Brava Francesca! Brava! Brava Francesca! Grazie. Io speravo tanto arrivasse il momento di poter tornare a cantare, perché dopo tanti mesi che cantavo sotto la doccia, oppure per i vicini di casa, e secondo me, no dai, sono stati clementi, e avevo proprio bisogno, avevo nostalgia. Io spero di ricordarmi le parole della canzone che sta per arrivare, perché da un po' che non la faccio, però devo farla assolutamente, perché c'è una delle mie cantanti preferite che è lassù, ci guarda da là in alto, si chiama Mia Martini, e voglio ricordarla così, con due dei suoi più grandi successi. Signori, le tastiere e il pianoforte. Simone Velis, sei nascosto dietro al leggio, Simone? È un'incognita ogni sera mia, è un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue, strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto, quale sei? Fatelo pure l'applauso, io lo prendo volentieri. Grazie. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatta. Tanto sai che qua giù male che ti vada avrai tutta me, se ti andrà per una notte sono tua. La notte a casa mia sono tua, sono 1000 volte tua. E la vita sta passando su noi, gli orizzonti non ne vedo mai,
sai, ne approfitto e rubo come hai fatto tu, il resto di una gioventù che ormai non c'è più, e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia. Ora ammetto che la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti e invece ti ho incontrato. Na na na. Brava! Grazie. Sai, la gente è strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più. Tu che sei diverso. Un punto sai che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Ciao Francesca! La grande Mimì. Grazie. Tu sei pronto? Adesso torno sul palco, quindi giusto il tempo di tornare su, però ve lo voglio presentare questa volta con il sax, polistrumentista, e vi faccio ascoltare questa canzone nuova, scritta da Marcello Grossi dell'Orchestra Italiana Bagutti, e ve la voglio fare ascoltare dal sax di Michael. Eccola qua. Bello.
Signori Michael Prosperi. Allora ragazzi, io questa sera devo ringraziare delle persone che hanno creduto ovviamente in questa festa e nel realizzare questa cosa bellissima nonostante questi mesi di stop, e li vorrei qui sul palco insieme a me, quindi vi chiedo un grande applauso per Gianluca e Christian dell'agenzia Bagutti. Un grande applauso a loro, se lo meritano davvero tanto. A chi lascio il microfono? Gianluca? Prima Gianluca. Buonasera a tutti, è bello vedere un po' di gente qui dopo il periodo che abbiamo passato, e se c'è qualcuno qui stasera e siamo riusciti a fare questa manifestazione, mi sento insomma di ringraziare due persone. Uno è Christian Masserenti dell'agenzia Bagutti Management, che ci ha dato il là per riuscire a fare queste 5 meravigliose serate che si concluderanno domenica con l'orchestra italiana Bagutti per la prima volta qui a Campretto di San Martino di Lupoli, come la Francesca, che anche lei è la prima qui stasera. Domani sera avremo con noi la Federica Cocco, che per una cosa, per l'altra, per quest'altra è la prima volta anche lei, ma è proprio la prima dell'orchestra di Federica Cocco, sia a Campretto sia come orchestra. La seconda persona che vorrei ringraziare è, che non la vedo, mi piacerebbe venisse qui sul palco, è la nostra presidente, la Diana Zulian, perché ogni volta che si fa qualcosa c'è qualcuno che si prende la responsabilità e firma le carte, e se poi capita che succede qualcosa, la responsabilità è di chi le carte le ha firmate. Ecco, la vedo arrivare, quindi la inviterei qui sul palco, perché e farei anche un altro applauso, perché comunque, ripeto, si è presa la responsabilità della festa in un momento molto molto particolare in cui feste in giro non ce ne sono. Niente, io faccio i complimenti a Francesca, perché praticamente con 3 canzoni è riuscita a far scacciare il temporale che stava arrivando. È arrivato a Rosà, il temporale è arrivato a Rosà. Ha grandinato, da quello che so io qua vicino, ragazzi. È andato via il temporale, il vulcano questa volta ha portato fortuna. 3 canzoni sono bastate per portare il sereno. Ecco, ho qui la presidente, per cui facciamo dire 2 parole anche a lei. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti, mi fa piacere che ci venite a trovare e vi invito anche domani sera e domenica. Confidiamo nel tempo, speriamo bene, che ci dispiace se non portiamo a termine la nostra serata, perché abbiamo lavorato tanto in poco tempo, perché purtroppo abbiamo deciso 20 giorni fa di fare la festa e quindi è stato tutto ridotto, però ci abbiamo messo il nostro impegno e ringrazio tutti quanti i miei collaboratori che fanno parte del gruppo Uniti per Campretto, perché senza di loro non si sarebbe fatto nulla, dai giovani, dal gruppo giovani a quelli più grandi, che ormai sono i veterani e che continuiamo a portare avanti da più di 35 anni questo gruppo. E quindi ringrazio soprattutto loro, un grosso ringraziamento va a loro. Grazie anche a voi e speriamo che vi piaccia, che sia una cosa gradita. Non si può ballare, però portate pazienza, quest'anno è così. Grazie ancora, buona serata. È la terza sera, la prima sera ci siamo visti qui con Matteo. Voglio salutare e ringraziare la sua presenza Dino della Sagra di Fratte e anche Gilberto della Sagra di Santa Maria di Cittadella, che sono qui presenti questa sera. Ma perché noi nel nostro gruppo, nella nostra grande famiglia Bagutti, la prerogativa è quella di trovarci, far divertire e farvi sentire un po' a casa, e penso che questa sera Francesca ci abbia messo il cuore, come ci mettono tutte le orchestre del nostro gruppo, della nostra grande famiglia, e quello che vogliamo è solo portare un po' di serenità. Dopo tanti mesi di brutti pensieri, di cose brutte che sono successe, ce n'è bisogno di un po' di musica e un po' di felicità, e penso che mai che come in questo momento
la musica questa sera di Francesca ci abbia accompagnato proprio su questa strada che è quella della spensieratezza e del buon umore. Quindi fare un grosso applauso a lei e a tutti i suoi musicisti, i suoi artisti, perché sono dei grandi. Io vi do l'appuntamento domani sera perché sarà il battesimo dell'orchestra di Federica Cocco e quindi sarà per lei la prima volta a Campretto, ma come ha detto Gianluca prima è la prima volta in assoluto e presenta l'orchestra. Quindi chi ancora non ha preso il biglietto lo potete prendere domani sera, ma vi dico, spargete la voce, ditelo al vostro vicino, al vostro parente, all'amico, perché è bello che ci siamo in tanti per accoglierla con un calore come il Veneto sa accogliere, giusto? E poi il gran finale domenica sera con l'orchestra italiana Bagutti al completo e faremo un festone. Cercheremo di mandar via le nuvole, di mandar via tutto, ma sarà bello sicuro e quindi vi aspettiamo per questo gran finale. Ma l'applauso più grande ve lo chiedo veramente per tutti i ragazzi dello staff Uniti per Campretto, perché ci hanno messo non la voglia e la volontà, di più ancora, il sudore, la voglia, ma soprattutto il sorriso nel cuore nel fare le cose. Bravo Cristian! Grazie ancora a te Francesca per andare avanti ancora un pochino, Ma un applauso anche a Christian Bagutti Management che ci rappresenta in tutta Italia, soprattutto nel Veneto. È doveroso. Grazie ragazzi, grazie alle maglie verdi, davvero di tutto cuore. E allora, visto che loro sono forti e nonostante tutto hanno deciso di organizzare questa meravigliosa serate, perché poi domani avete sentito c'è Federica e poi si chiude in bellezza con Gianmarco Bagutti. Veniteli a trovare e salutateceli tanto da parte nostra. Signori, forte, più forte che mai. La prendi tra le mani sulle dita, ti resterà il profumo della vita e non se ne andrà più via. Fuoco che bruci quella terra e le foreste, ma un giorno sulle ceneri rimaste un fiore rinascerà. Dissenderà quei petali e la vita ritroverà la via d'uscita, un canto lieve suona come un grido forte, niente più forte di questo amore che io sento qui dentro nell'anima. Forte, sempre più forte, più della terra, del fuoco, del mare, del cielo sarà. Notte, proteggi nei silenzi i miei pensieri, quella paura che sentivo ieri, domani se ne andrà via e il sole risplenderà sui campi di ginestre e il vento che spalanca le finestre. Di questo
La sezione ritmica però ci merita veramente un grande applauso. La batteria di Giuseppe Provitina, il basso di Nicola Ricci e la chitarra di Tony Rizzo, che su questa canzone fanno davvero la differenza. C'ho il fiatone, allora è meglio se ne faccio una un po' più tranquilla. Lassù il cielo, per fortuna stasera, è una coperta ricamata. Vai! Coperta richiamata, la luna fra le stelle fa la spia. Vorrei cantare a te la serenata, con gli strumenti e con la compagnia. Pronti, vai papà! Lasciatela grazie per essere qui con noi. Oh mamma, se vedessi quanto è bella, l'ho pitturata io col mio pennello, l'ho pitturato io quel suo bel viso, sembrava un angiolino. Lasciatela dormire, non farla risvegliare, dalla finestra affacciati, se vuoi sentir cantare, e se tu ti il mio amore capirai, questa notte le stelle sembra brillino per noi, guarda sotto la finestra, ti ho lasciato il cuore mio, e lo sa soltanto Dio. Dormi amore se lo dormi amore se lo lasciatela dormire, non farla risvegliare, dalla finestra affacciati, se vuoi sentir cantare, dalla finestra affacciati, se vuoi sentir Grazie, le belle canzoni
della musica da ballo, e tra l'altro questo successo che è stato rispolverato da Matteo Bensi, Gianmarco Bagutti e Paolo Bertoli, e anch'io l'ho inserita nel mio ultimo disco, quindi poi per chi fosse interessato anche a fine serata li potete trovare qui al palco dell'orchestra. Ci sono anche le chiavettine, abbiamo fatto tutto, anche perché le nuove auto hanno la chiavetta, abbiamo pensato anche a coloro che appunto hanno la chiavettina. Ragazzi, io andrei avanti con Amore Bello, che è un'altra delle canzoni inserite nel mio ultimo disco e che è stata come sigla d'apertura, diciamo, la compagnia dell'estate 2019 dell'Orchestra Italiana Bagutti. Hanno sempre aperto le serate con questa canzone e ne vado molto fiera perché è uno dei miei brani preferiti. Amore Bello, eccola qui. Vai che si avvicina il gran finale e aumentiamo il ritmo. Vai! Se potessi ritornare indietro con il tempo, io niente cambierei. Di noi l'amore respirato, del tempo consumato, io tutto rifarei. E se la vita a volte è graffia, tu prendila com'è. Per ogni tuo ti amo, per quello che ora siamo, io ti voglio vivere. Amore bello, questa notte siamo qui a colorare i nostri sogni con la luce delle stelle. Una promessa, falla 1000 volte ancora. Sai che non ho paura, che sia per una sera o per la vita intera. Se dovessi immaginarmi, magari tra 20 anni, mi immagino con te. Noi che mano nella mano scriviamo nel destino le nostre pagine. E se dovessi mai cambiare, tu cambia insieme a me. Per quello che ora siamo, per quello che saremo, tu lasciati vivere. Questa notte siamo qui a colorare i nostri sogni con la luce delle stelle. Una promessa, falla 1000 volte ancora. Sai che non ho paura, che sia per una sera o per la vita intera. Vai con le mani! Amore bello! Vai Tony! Ci siamo? Una promessa, falla 1000 volte ancora. Sai che non ho paura, che sia per una sera o per la vita intera. E sai che non ho paura, che sia per una sera o per la vita intera. Bravo Francesca! Oh,
si spalanca il mondo intorno a noi. Non importa il posto, lascia che sia il vento a portarti dove tu non sai. Guarda quante stelle sopra noi, sembra un Luna Park, non fermiamoci, che la giostra presto partirà, non ci aspetterà. Vai Ave! Sali, sali, amore mio, sulla giostra della vita, che con te ci sarò anch'io. Ridi e balla, come sai, sulla giostra della vita, due bambini siamo noi. E se avrai paura, tu prendi la mia mano e andiamo insieme a noi. Anche voi? Più forte! Vestiti d'estate, scarpe consumate, a danzare di felicità. Suoni di risate, luci colorate e l'aria che profuma di allegria. Guarda quanta vita intorno a noi, sembra un Luna Park e noi siamo qui. Questa giostra presto partirà, non ci aspetterà. Sali, sali, amore mio, sulla giostra della vita, che con te ci sarò anch'io. Ridi e balla, come sai, sulla giostra della vita, che bambini siamo noi. E se avrai paura, tu prendi la mia mano e Sali, sali, amore mio, sulla giostra della vita, e con te ci sarò anch'io. Ridi e balla, come sai, sulla giostra della vita, che bambini siamo noi. E se avrai paura, tu prendi la mia mano e andiamo. Orchestra! Vai, vai, vai! Tony Rizzo! Non aver paura, ma prendi la mia mano e andiamo! Forte! Poi? Di più? La giostra della vita, l'orchestra per voi! Avete voglia di cantare adesso, eh? Si stanno scaldando un po' tardino. E allora noi vi facciamo cantare, vediamo se vi ricordate anche queste qua che stanno arrivando. Però qui servono le mani a tempo. Ci avviciniamo al gran finale, su 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 con il ritmo. Stella di giorno, tutto di me, io canterò per te. Se ti senti un aliante che cade, strade d'aria tratta, segretamente
gente, sopra la gente, io canterò per te, per fermarti nel viso il sorriso, e ora c'è, ci siamo! Canterò per te, non sei bisogno solo di un sogno, ma io canterò per te. Grazie. Tu sei cabruzzante fantasia, la corrente che porta via confusione in mente, folle follia. Tu sei la gente che non è, e io canterò per te in faccia al mondo. Tony! E si continua sempre avanti, e le mani su! Eccolo! Buon inizio! Non ti dirò che stavo subito amore, senza te non riesco neanche a dormire, ma sarò sincero quanto più posso, con te vorrei una notte a tutto sesso. La tua eleganza non è un punto cruciale, la classe poi non sembra affatto essenziale, c'è che sei un animale da guerra, con te vorrei una notte terra a terra. Dimmi di sì, che si può fare senza sparare, fare l'amore, perché ci prende, perché vogliamo, perché viviamo tanto l'amore.
vieni. Fammi vedere. Il biglietto, dai che devo cantare, veloce. Ma lo so, Let's gonna jump in the city, working for the man every night and day. But I never lost a minute of sleeping, worrying about the way I think my pain. They will keep on turning. Well, proud Mary, keep on burning, yeah. And we're rolling, yeah. Rolling on the river. Waiting on the place the man feeds. Couple of the things down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until it's right on the river. But we will keep on turning. Well, brown Mary, keep on burning, yeah. And we're rolling, yeah. Rolling on the river. Rolling, yeah. Rolling on the river. You understand? River, more time, river. Signori, aumentiamo un po' il ritmo. Le mani. Su. We're gonna jump in the city, working for the man every night and day. But I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way I think it might have been. Still we'll keep on turning, oh Mary, keep on burning. And we're rolling on the river. And we're rolling on the river. Eat up yeah. Le mani. Hey, you got a place in the Memphis, come full of things on the New Orleans. But I never saw the good side in the city until it's right on the river. But quick, there will keep on turning. Oh, the ring keep on burning. And we're rolling on the river. And we're rolling on the river. Yes, Hey, you're gonna down to the river. Hey, you're gonna find some people. You don't know sure it's you every morning. People on the river and I'm happy to, yeah. They will keep on turning. Oh, the ring keep on burning. And we're rolling on the river. And we're rolling on the river. Le mani,
ragazzi, c'è un fiatone, porca miseria. Non è il caldo, sono i chili che ho preso col Covid, con la quarantena. Allora, questa sera, adesso fammi vedere che ora è. Ci siamo, no? Mancano 2 minuti, porta sfortuna. Quindi facciamo ancora una canzone. Aiuto. Oh ragazzi, avevo 21 anni quando sono entrata da Bagutti, ne ho 36, ve ne dico altro. Cioè prima mi arrampicavo su per le americane, adesso mi cascano in testa le americane. Anche adesso. Dimmi, sto zitto. Dimmi, non mi capio. Sono sempre un vulcano. Ma solo da me viene bestia, ora viene cada. Perché hai altri 30 anni da cantare, Altri 30? Sono un fiore. Ma sabatite se si mesia, te si departe. Era così, ne fa una tranquilla. Nina nanna. E dovete sapere che è 12 anni che canto questa canzone e non mi sogno ancora sposare. Tony se 12 anni che la suona e se che sposare però. Prima però. Se vi canto Ti sposerò, avete piacere di sentirla ancora fatta da me? Perché siete abituati a sentirla cantata al maschile da Pietro. Però una donna che domanda all'uomo di sposarlo, insomma, ho capito che si cambia le mode. Dai che la cantiamo tutti. Stavo sognando di te, l'uomo del mio destino, sostegno del mio cammino, di quanto vali per me. E là sull'altare, davanti alla gente, davanti a Dio, giurerò, fin quando è finita, per tutta la vita, oggi io qui prendo te, ti sposerò, ti amerò, con il fiorir delle rose di maggio, ti sposerò e sarai mio, con il profumo dei mandorlin fior. Le belle canzoni non hanno anni, non hanno tempo, sono sempre belle da sentire. A tutte le coppie qui presenti, una dedica speciale. Stavo sognando di te, certezza del mio futuro, chiarore quando nel buio sembrerà tutto più scuro. E quando quel giorno promesso all'amore un figlio ti donerò, sarà andare piano, sarà andare lontano, oggi io qui prendo te, ti sposerò, ti amerò, con il fiorir delle rose di maggio, ti sposerò e sarai mio, con il profumo dei mandorlin fior. Ti sposerò e sarai mio, con il profumo dei mandorlin in Grazie, grazie davvero. Queste sono le prime serate e difficilmente dimenticherò i vostri applausi.
li aspettavamo davvero da tanto tempo con molto piacere e finalmente ci siamo su questo palco, è vero, loro sono veri, voi siete veri e non mi sembra neanche vero questa cosa, vero? Vero? L'ho detto un po' di volte. A proposito di vero, abbiamo superato la mezzanotte e c'è una persona tra il pubblico. Dov'è? Mamma, dovete sapere che 15 anni fa, quando sono partita per andare a Piacenza nell'orchestra italiana Bagutti, quando feci il provino, poi io le telefonai per dirle com'era andata la cosa e lei non sapeva se piangere di gioia o se piangere per il fatto che io comunque sarei partita per andare lontana. E io so che è stato difficile, soprattutto perché 15 anni sono tanti e magari io sono partita convinta di star via 2 o 3 anni, in realtà sono passati e volati come dei fulmini. Però ogni volta che torno a casa il calore della mia famiglia c'è sempre. Questa sera non eravamo proprio vicini, ragazzi, mi metto a piangere. Non eravamo vicinissimi perché io sono di Ponza, c'è un'ora di strada. Però nonostante tutto c'è tutta la mia famiglia qui presente e adesso che è passata la mezzanotte ti posso fare tanti auguri di buon compleanno con tutto il mio cuore. Ti voglio bene. Boh, oh, anche al vulcano pianse. La canzone che arriva te la dedico. Siccome non voglio piangere, non ne ho scelta una tranquilla, ne ho scelta una un po' più veloce, altrimenti mi emoziono troppo. New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. His vagabond shoes. I'm longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep, to find I king of the hill, the top of the hill. My little town blues are melting away. I'll make a
Grazie di tutto cuore. Allora amici, ancora una canzone, quindi vi chiedo la cortesia di non scappare assolutamente perché è l'ultimo brano. Se volete stare in piedi, tanto è l'ultima canzone, sul posto, perché ovviamente altrimenti ci sgridano, facciamo assembramenti e non si può, però per chi vuole io avrei piacere di concludere con questo brano che vi ho cantato prima e che ho visto che avete molto gradito. Grazie a tutti gli amici di Campretto, grazie davvero a tutto lo staff, alle Maglie Verdi, un altro grande applauso a loro. Altre 2 serate vi aspettano e altri 2 miei grandi colleghi, 2 nomi importanti, Federica Cocco per la prima volta e Gianmarco Bagutti saliranno su questo palco, quindi mi raccomando passate a trovarli. Però io voglio chiudere la mia serata così, ringraziandovi di tutto cuore per essere stati qui fino all'ultima canzone e aver ascoltato la mia voce, ma soprattutto i miei musicisti. Grazie a tutti voi. The Sound of Silence. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left me see while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence, and in the making like a soul, 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people write a song, the voices never share, no one dare disturb the sound of silence. Who's I say that you don't know? Silence like a cancer grow. Hear my word that I might into. Take my heart that I might reach you. A sign to save the world of the prophets are living on the subway roads and telling news. And whispering the sound of silence. Brava Francesca! Grazie di cuore Campretto. Grande serata! Spero sia un arrivederci a presto, quello di questa sera, soprattutto qui in Veneto dove è casa mia, io avrei piacere di tornare più spesso. Grazie a tutti voi, hanno suonato le tastiere di Simone Velis, il basso di Nicola Ricci, la batteria Giuseppe Provitina, la chitarra di Tony Rizzo, 4 strumenti Michael Prosperi. È stato un onore cantare per voi. Orchestra Francesca Mazzuccato.